Messo se in caso di qualche cosa avrei fatto questo aggiornamento. In effetti alcuni edifici sono crollati, anche se erano vecchi edifici, ma ci sono stati dei crolli, quindi molti edifici fortunatamente disabitati sono caduti giù. Quindi per fortuna non ci sono, io avevo detto che non ci stavano feriti, invece ci sono stati, però nessuno è grave, quindi è una buona notizia. Quindi questa è una notizia che arriva proprio in questi, diciamo, momenti. Quindi sono crollati edifici disabitati in centro, c'è stato qualche ferito, però come ho detto nessuno è grave, quindi solo alcune scoriazioni per il corpo, queste cose qui. Quindi il sisma è stato di 5.1 della scala Richter, diciamo che la profondità era stata pochissima, di solo 2 km come già avevamo detto, quindi non ci sono notizie di feriti in maniera grave, solo a livello di escoriazioni per il corpo, quindi nessuno diciamo, è ferito in modo serio. Quindi la paura è stata tanta come tutti quanti riportano e tutte però fortunatamente hanno dovuto evacuare hotel, uffici pubblici, quindi sono bloccate ancora tuttora, diciamo, i telefoni, quindi se provate a chiamare risulterà difficile, perlomeno fino ad ora. Quindi diciamo che solo alcune persone hanno avuto qualche lieve escoriazione dovuta, diciamo, a questi muri che sono crollati in effetti, però per il resto tutto sembra normale. Sono stati registrati alcuni blackout elettrici come avevo detto, diciamo che la città è ballata molto, quindi purtroppo la Grecia, lo sappiamo, è un paese altamente sismico, quindi è vero che non è una cosa nuova, però già tanti, diciamo, tempo fa, nel 99, se vi ricordate, crollarono 300 edifici e ci furono 1600 persone ferite, se vi ricordate. Quindi già nel 99 ci fu un terremoto che lo ricordano ancora ad Atene. Quindi ragazzi, ci sono stati dei crolli degli edifici, fortunatamente sono disabitati, c'è stato qualche ferito ma in modo lieve, quindi questo era l'aggiornamento. Io avevo detto che non ci stavano né danni né persone né cose, però avevo anche detto che non si sapeva perché la notizia era momentanea, quindi ora stanno arrivando più notizie e quindi si sa che ci sono stati alcuni feriti in modo lieve e dei crolli, diciamo, di alcuni edifici che, ringraziando Dio, erano disabitati. Quindi ragazzi, ci sentiamo al prossimo video e come sempre quando ci sarà da fare un aggiornamento, come vedete io lo faccio a qualsiasi orario, quindi l'avevo detto e l'ho fatto. Buonanotte a tutti ragazzi e ci sentiamo domani.